Bene, mi pare che ci siamo. Un benvenuto a tutti, un ringraziamento sincero all'amico Luciano Sandonà e al sindaco Walter Milani per aver scelto Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti, per lanciare l'evento di venerdì 8 marzo, quando verrà presentato il libro Il filo tra le mani, le donne di Piazzola sul Brenta al lavoro, in concomitanza con la giornata appunto delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale, come stabilito con la risoluzione 32-142 del 1977, in cui l'ONU riconosce il ruolo della donna negli sforzi di pace, riconoscendo contestualmente l'urgenza di porre fine ad ogni discriminazione e di aumentare l'appoggio a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali. Ho voluto citare le Nazioni Unite anche per ricordare a noi tutti che l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall'Italia, è chiarissimo: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. Certo, sono stati fatti progressi importanti nella parità di genere e di emancipazione, ma donne e ragazze continuano a subire violenze e discriminazione in ogni parte del mondo e nel nostro Veneto purtroppo ferito da femminicidi orrendi. Cito testualmente i documenti dell'ONU. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come alla rappresentanza nei processi decisionali politici ed economici. Promuoverà economie sostenibili di cui potranno beneficiare la società e l'umanità intera. È in questo contesto che si inserisce l'iniziativa del Comune di Piazzola sul Brenta, forse l'unico borgo in Italia in cui è possibile rileggere un'evoluzione urbanistica e il paesaggio a partire almeno dal XV secolo sino ai nostri giorni. Non dimentichiamo che Piazzola è la terra natale del Mantegna, come Villa Contarini sia un esempio importantissimo di evoluzione dell'antico castello alla villa, con il probabile intervento del nucleo centrale di Andrea Palladio e di maestranze prossime al grande architetto. Mentre l'intero borgo ci parla dello sviluppo dell'impianto economico dapprima attorno alla villa e al ciclo delle acque, per giungere alla seconda metà dell'Ottocento alla svolta voluta dai Camerini. Nel 1885, la morte di Luigi Camerini, troviamo circa 400 persone attive negli opifici di Piazzola, un mulino da grano, 2 pile da riso, 2 magli da ferro con 6 fucini, una sega da legname, 2 gualcherie, cioè di macchinari per la tessitura e una tintoria per lane, file e mezze lane, una filanda con 130 bacinelle a vapore e un filatoio ad acqua. 35 anni or sono, dopo la morte appunto di Luigi Camerini, il figlio Paolo, agli inizi degli anni 20 del Novecento, certifica che le industrie e l'agricoltura locale danno lavoro a circa 4.000 operai, 2/3 dei quali donne, con piena occupazione, che Piazzola è al centro, appunto il centro industriale più importante della provincia di Padova, come leggiamo nell'annuario della Camera di Commercio Patavina, dove si parla di un abitato ordinato, con numerose case economiche e operai che rispecchiano il benessere, l'agiatezza e la tranquillità. Piazzola, continua la Camera di Commercio, è in sintesi una grande azienda familiare dove l'azione della complessa amministrazione segue amorevolmente i singoli individui nei loro primi bisogni. Sappiamo che Paolo Camerini si ispirò ad Alessandro Rossi nella sua città giardino, ma resta il dato di fatto di una realtà dinamica che, assieme all'esperimento laniero scledense, introduce ai massimi livelli l'avvio di una piena economia capitalistica moderna in Veneto, segnato allora da una povertà devastante e dall'emigrazione necessaria per fuggire alla fame. Piazzola sul Brenta è un'isola, dunque, come ho detto quest'oggi, l'isola si regge sul lavoro di almeno 2.700 donne, assunte tra industrie e agricoltura, tra l'oiutifício e la filanda, l'industria chimica di Colle e Concimi, la fabbrica di conserve alimentari, la fornace e le centrali elettriche.
un modello che andrà in crisi a partire dagli anni 30 del Novecento fino alla stasi del secondo dopoguerra, mentre nel resto d'Italia si pongono le premesse per il boom economico che investirà anche il Veneto, sebbene in ritardo rispetto ad altre regioni italiane. Piazzolla sembra incapace di riprendere un nuovo ruolo e ciò per alcuni aspetti si trasforma in una singolarissima opportunità, diversamente appunto da quanto avviene nella città operaia di Schio o Valdagno. Piazzolla non conosce la cementizzazione selvaggia e scomposta che investe soprattutto le periferie dei principali centri veneti, e ciò consente alla realtà piazzolese di mantenere quasi integro il proprio tessuto, che ci è stato restituito con i recuperi e restauri di questo secolo e anche degli ultimi anni. Abbiamo visto anche negli ultimi tempi una grande sala per eventi e riunioni che il Comune ha messo in opera appunto negli ultimi tempi, e ci permette questo recupero fatto negli anni scorsi di comprendere anche visivamente una fase storica di sviluppo socio-economico che non aveva pari, e non solo in Veneto. Ed è bello avviare qui in questa realtà così densa di memoria e valenza emblematica dell'archeologia industriale una riflessione sulla donna e sul suo lavoro, nel solco, come dicevo, dell'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni, perché qui più che altrove si vede benissimo e in concreto il grande apporto maggioritario in termini di maestranze dato dall'universo femminile nella creazione di ricchezza e nello sviluppo del benessere, di quella pace di cui parlava già appunto l'ONU nel fissare l'8 marzo come giornata dei diritti delle donne e per la pace internazionale. Temi di formidabile attualità. Oggi appunto vediamo troppe donne anche in Veneto che vedono i loro diritti calpestati, subiscono violenze e soprusi indegni di una società civile, mentre l'intero pianeta è sull'orlo di una terza guerra mondiale i cui esiti sarebbero devastanti. Ben venga dunque questo studio sul contributo fondamentale dato dalle donne, dalle ragazze a Piazzola sul Brenta, contributo che deve farci riflettere tutti affinché l'8 marzo possa essere celebrato ogni giorno dell'anno. Lascio adesso la parola al collega Luciano Sandonà, che ripeto ha fortemente voluto questa iniziativa e ha scelto sicuramente argomento, data e luogo di riferimento migliore possibile per guardare l'8 marzo anche con ottimismo. Prego Luciano. Grazie Presidente Ciambetti per questa introduzione che direi è molto esaustiva e anche direi tocca tutti i temi della giornata di oggi, della giornata di presentazione di questo libro e anche dei riconoscimenti che verranno dati ad alcune persone, alcune donne e lavoratrici di Piazzola sul Brenta. I temi toccati sono stati tanti dal Presidente. Io mi associo ai complimenti e al riconoscimento al Sindaco di Piazzola, all'amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno dato una mano a stendere questo volume davvero significativo, che poi sentiremo, insomma, vedremo anche in alcuni aspetti. Voglio dire che Piazzola è un simbolo anche del lavoro femminile, l'ha già detto il Presidente Ciambetti. Quando non c'era praticamente lavoro per le donne, Piazzola c'erano moltissime centinaia di donne, di lavoratrici che si recavano a lavorare nei luoghi che sono stati elencati adesso dal Presidente, e devo dire che ho anche dei ricordi familiari di persone che mi raccontavano com'era il lavoro in quegli anni a Piazzola, e dove c'era veramente era un punto di riferimento non solo per il lavoro ma anche per la vita sociale delle donne. Era un modo anche per uscire di casa, per diventare anche autonomi in qualche maniera anche dal punto di vista economico. Tanta strada è stata fatta, come ricordava il Presidente, tanta strada c'è ancora da fare, ed è questo anche il motivo per cui noi ci troviamo a festeggiare e a vedere una giornata come l'8 marzo, che è una giornata simbolo per il lavoro femminile, e anche una giornata simbolo per le donne, per i diritti, per quello che manca ancora. Non pensiamo solamente nel nostro Paese,
ma anche in giro per il mondo vediamo situazioni anche spesso non solo imbarazzanti, ma anche direi situazioni anche molto gravi di quello che succede anche in giro per il mondo. Quindi benvenuti ancora e grazie anche per essere qua a tutti voi. Passo la parola al sindaco Milani. Grazie. Prima di tutto ringrazio veramente in modo sentito la Regione Veneto, il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, il consigliere Sandonà. È un'iniziativa che non sarebbe arrivata dove è senza il loro supporto. Ringrazio anche gli uffici comunali perché anche l'idea nasce dall'interno degli uffici comunali. Non sono i dipendenti comunali, come qualcuno può pensare, il mero esecutore di volontà politiche delle singole amministrazioni che si susseguono, ma l'ufficio sociale, l'ufficio cultura, diretto dal dottor Fortin, da Stefania, da Deborah e l'assessore alla cultura, hanno generato e partorito questa bellissima iniziativa, che è rara nel territorio del panorama editoriale. Molto si parla sempre di diritti delle donne, spesso però non lo si realizza attraverso delle iniziative come queste che sono emozionali e come ogni iniziativa emozionale è molto più efficace di tante iniziative meramente razionali. Dietro, prima mi compiaccio con il Presidente Ciambetti perché ha fatto un excursus storico su Piazzola importante e ha dato anche a voi il peso della nostra comunità, della nostra storia industriale. In alcuni anni Piazzola è stata la principale cittadina industriale di tutta la provincia di Padova. Ricordo anche con piacere una delle ultime volte che il Presidente Ciambetti era stato a Piazzola nello aiutificio ed era rimasto meravigliato dello stabile, della ristrutturazione. Lì ci lavoravano le donne di cui questo libro parla. È un filo tra le mani che è pesante, è lungo, intenso, di 1000 colori, che lega generazioni di donne, a voi donne e a noi cittadini che siamo ora qui presenti. E per onorare questa storia, che non è scontata, del lavoro del mondo femminile, che ha acquisito i diritti con grande fatica e ancora oggi deve lottare per una parità anche di retribuzione, ma anche di qualificazione nell'assegnazione di determinati posti, di determinati ruoli. Ma è un riconoscimento al mondo femminile che, proprio perché collega il passato al presente, alla realtà lavorativa delle donne che oggi sono qui presenti e che attraverso di loro noi vogliamo omaggiare l'intero corpo femminile della nostra comunità che si è susseguita negli anni. Quindi voi donne che siete qui oggi, è innanzitutto penso un dovere per noi riconoscere e dire grazie a voi, ma è un dovere anche per voi testimoniare il ruolo che la donna può avere nella comunità e come lo può fare anche in cose che sembrano apparentemente non così importanti, anche in cose semplici. Penso il Presidente e anche il consigliere Luciano nella loro esperienza politica sicuramente possono confermare che non è facile avvicinare delle donne alla politica. Per fortuna le quote rosa garantiscono una vostra rappresentanza. Per sfortuna c'è bisogno delle quote rosa perché ci sia una vostra rappresentanza. E io credo che il ruolo delle donne qui presenti, che hanno comunque assunto nella comunità un ruolo di rappresentanza, di testimonianza, di responsabilità, sia anche quello di incoraggiare, prima di tutto voi stesse, ma anche altre donne ad avvicinarsi anche al mondo della politica, che non è un mondo di soli uomini. Quindi ecco la proposta e con l'avvicinamento. Le competenze e le qualità sono le medesime. Ringrazio e va dato veramente un'ulteriore medaglia al valore a tutte le persone, gli storici che hanno testimoniato quanto nel libro è stato scritto. Ne abbiamo anche qui presenti, alcuni sono anche maschi, quindi il libro ha un'impronta di storici anche maschili,
ma è stato bello, attraverso anche il ricordo e lo studio di queste persone, riportare in vita degli episodi, ma anche proprio delle tracce, delle sensazioni dal 1600 in poi, che hanno reso possibile al lettore di vivere quell'aria anche per un po', immaginare cosa poteva essere la vita. A me ha colpito nel leggere il libro la lettera che le operaie dello aiutificio avevano rivolto al duce di allora. Anche lo stile letterario con cui lo scrivono è veramente particolarissimo, ma denota anche, al di là della forza, però denota anche la consapevolezza di essere non al pari degli uomini. Quindi è un senso di inferiorità che emergeva in modo molto forte. Allora, alle donne qui presenti, un grazie a voi, perché attraverso di voi diciamo un grazie alle donne di tutta la nostra comunità. Grazie. Grazie al sindaco Milani. E la partecipazione femminile nel formare le liste non è sempre semplice, però poi, parlo di livello comunale, poi però ci prendono gusto quando arrivano nella sala appunto del Consiglio o delle giunte. Devo dire che questo Consiglio regionale in questa legislatura, grazie anche alle leggi che abbiamo approvato nei lustri scorsi, ha avuto il record di partecipazione femminile delle colleghe consigliere, e ringrazio Elisa Cavinato per la sua presenza, tra l'altro neomamma appena rientrata in Consiglio regionale, quindi donna veramente a tutto tondo e completa nella sua vita politica e anche civile. Ricedo la parola al collega Alessandro Naio, torno giù perché riprende il Consiglio, quindi vi abbandono. Grazie ancora, passiamo alle premiazioni. Ecco, doveva esserci anche la signora Grazia Gaborin, che all'ultimo momento non ha potuto esserci, ma la ringraziamo per quanto fatto. Il primo tema che affrontiamo è quello delle donne che danno una mano alla nostra realtà sociale. Edda Bergamin, presidente dell'Associazione Anziani, ambito sociale contro l'isolamento, il trasporto sociale. La signora Damaris Cabrele, dell'Auser, promozione della socialità e della cultura veneta, coordinatrice del gruppo Canti e Balli Popolari, collaboratrice assidua del comune di Piazzola sul Brenta. La Diana. La signora Diana Licata della Caritas, ambito socio-culturale, l'integrazione dei popoli, la scuola di italiano. Signora Paola. La signora Paola Zaramella, una vita a sostegno del mondo dell'artigianato e poi adesso la colonna portante della nostra Proloco. Chiara Salvato.
Presidente del Comitato Pari Opportunità, la promozione della parità di genere, molto attivo ovviamente nell'ambito del Comune di Piazzola sul Brenta. Paola Pilotto, qui andiamo a premiare anche un'attività giornalistica non semplice, non comune, oltre al suo impegno anche lei per l'attività di ambito della pari opportunità. La nostra giornalista ovviamente. Ecco, per quanto riguarda la promozione delle attività territoriali e commerciali, Teresa Callegari, una storica, come dire, commerciante di Piazzola, ma oltre a questo anche collaboratrice intensa e forte per le 6 piazze e tutte le attività che viene fatta dall'associazione. Anche consigliera comunale? E anche ex consigliere comunale. Elena Tonnellotto, l'autrice della copertina del libro In perfetta meraviglia, l'artigianato artistico. Leggo solo la motivazione che la Tonnellotto ha scritto nel suo posto. Disegno le mie donne da tanto tempo, sempre romantiche e sognatrici ma decise di carattere. Qui ci va veramente un plauso particolare perché il disegno è calato, è piaciuto tantissimo a tutti e quindi veramente è stato un dono in più, un tocco femminile in più. Infine la Presidente Roberta Zamberlan, Presidente delle 6 piazze, un'attività sul viale. Per le attività socio-sportive, Stefania Bettin, dirigente della pallavolo, ambito dello sport dentro la nostra polisportiva. A Piazzola, ecco, opera da anni anche il terzo settore. Abbiamo Antonella Dorio della cooperativa sociale Jonathan che si occupa di promozione sociale ed educativa. Anche Jonathan, una realtà storica del territorio, insomma, una delle prime, penso, società cooperative che era partita con questa tipologia di attività, penso 20 anni, quant'è? 15. Ricordo tanti comunque, ecco, Sì, quindi portati bene. Grazie. La parte istituzionale non può che dare risalto innanzitutto alla scuola. Donata Gottardo, la vicepreside dell'Istituto Comprensivo Belludi, ovviamente in ambito didattico ed educativo. Dov'è la Rosa Marchetto? La nostra coordinatrice del nido per tantissimi anni, 2 generazioni. Io ricordo quando Rosa Marchetto diceva sono stata l'educatrice della mamma e adesso della figlia, 2 generazioni di bambini e di bambine hanno avuto modo di avere la Rosa come coordinatrice. La prima donna assunta negli uffici comunali, la Reginetta Salvato, da poco in pensione. Tantissimi anni la colonna ecco, i conti, la ragioneria del comune di Piazzola. Ho provato in tutti i
moglie a dire che non andassi in pensione, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Però, si sa mai. In ambito economico, Susanna Boccia, Coldiretti, la prima donna rappresentante di mandamento della Coldiretti di Padova, non poteva che venire a lavorare a Piazzola. Ecco, instancabile promotrice di attività per le attività agricole, soprattutto quelle a chilometro zero. Emanuela Saccuman, ecco, in ambito delle attività biomedico-sanitarie, non solo, ma anche di promozione della salute del territorio, collaboratrice di tantissime iniziative con il comune di Piazzola. Nell'ambito della libera professione, Nicole Ranzato, consulente del lavoro, già presidente dei giovani consulenti di lavoro, oggi in consiglio provinciale ed ex assessore del comune. Anche qui una donna che ha fatto politica e ha ricoperto il ruolo di assessore per l'amministrazione. Credo che tutti i cittadini più volte nella vita siano passati dalla farmacia di Luisella Vaccato, nostra farmacista, e come ricorda Ivo Callegari nel suo libro, la prima vice sindaco del comune di Piazzola. Ringraziamo gli autori, quelli che hanno steso questo libro, ecco, per la passione e per la competenza che hanno messo. Franca Cosmai. Sì. E Claudio Grandis, ecco, i due autori principali di questo testo che hanno coordinato lo studio. Con loro hanno collaborato, e li chiamo subito, Valeria Bison, Ivo Callegari, preziosissimi i collaboratori non solo per la parte documentale ma anche quella fotografica, perché lo studio, il libro, ci sono tantissime foto inedite che grazie ai privati sono state messe a disposizione. Le ultime due premiazioni sono per chi economicamente ha sostenuto l'iniziativa. C'è il signor Beniero della Belvesta, Ruggero, e c'è il signor Davossa e la sua collega per la MAG. Li premiamo insieme perché, ecco, assieme al contributo della Regione Veneto è stato possibile realizzare questa pubblicazione senza costi per il bilancio comunale. Anche questo è un risultato. Belvest e la MAG, il broker di assicurazione che ci supporta nelle attività comunali. Alfonso. Grazie a tutti, noi siamo stati nei tempi, ecco,
Grazie Sindaco. Chiudevo con il ringraziamento ad una donna speciale che non è qui in questo momento ma è sopra di un piano, a Cristina Cavinato. Una donna speciale, il mio vice sindaco, che si mette a fare tutta la fatica e poi oggi, nel momento dove magari altri farebbero a pugni per avere un po' di spazio, qualche foto, qualche ripresa, sta su quest'ora con i ragazzi soprattutto che non hanno potuto venire qua. Quindi una donna speciale, un'amica, umile e di grande valore, soprattutto umano. Quindi brava a Cristina.